Sapia succede a se stesso, se lo aspettava? Diciamo di sì, è stata una campagna elettorale difficile, partita in salita, ma siamo riusciti a fare passi avanti, passo dopo passo ogni giorno, a fare della comunicazione con la gente la nostra arma migliore, il dialogo. Abbiamo parlato con i castelterminesi, ci siamo guardati negli occhi, io stesso ho fatto un porta a porta per incontrare più gente possibile e ho scoperto una cosa che mi ha fatto tanto piacere, che alla fine la nostra azione amministrativa dei precedenti 5 anni è stata apprezzata, sotto il profilo anche del risanamento soprattutto, anzi del risanamento economico, della lotta agli sprechi, della lotta ai privilegi. Quindi parlando e dialogando abbiamo risalito la china fino ad arrivare a una vittoria abbastanza netta. In questi primi 100 giorni dello Sapia bis cosa potrà fare? Ma faremo alcune cose che già nascono dall'azione precedente, dal bilancio precedente. Innanzitutto dobbiamo redigere un bilancio, fare quadrare i conti, che non è facile, organizzare la sagra del Tataratà perché abbiamo la scadenza del 27, è un appuntamento fondamentale e importante per la nostra città, partire col progetto di internet per i giovani e soprattutto dare una svolta al lancio della miniera Cozzodisi, perché si spera che l'azienda, anzi che l'impresa che sta facendo i lavori all'esterno della miniera consegni i lavori. Consegnati i lavori lavoreremo insieme alla soprintendenza, all'assessorato e al corpo delle miniere, perché dobbiamo sederci forzatamente attorno a un tavolo per discutere di come fare per lanciare questa opportunità, cioè quella di dare la fruizione al pubblico della miniera Cozzodisi. Come pensa di rapportarsi con il nuovo Consiglio Comunale? Ma ho detto in campagna elettorale che stavolta ci sarà un mantenimento dei ruoli, l'opposizione farà l'opposizione e noi faremo la maggioranza. L'opposizione deve controllare, noi abbiamo il dovere di amministrare con delle scelte di fondo. Penso di avere una squadra all'altezza della situazione, ci sarà un dibattito in Consiglio Comunale molto serrato, ma questo serve alla democrazia.